Il marito di Marianna Bello, Renato Salamone, interviene oggi affermando: grazie a tutti, avete tolto tempo ai vostri cari per dedicarlo a lei. Presa di posizione del partito dei Fratelli d'Italia sulla situazione politica ad Agrigento, l'intervento del segretario cittadino Paolo Antinoro sul futuro programma per la città, no ad alleanze con Miccichè, il parere dei consiglieri comunali Spataro e Gramaglia. Il presidente dell'Ordine Pitruzzella interviene sull'importanza della prevenzione oncologica nella giornata mondiale contro il tumore al seno. Continuano le riprese dedicate al giudice Rosario Livatino, tappa a Siculiana con l'attore protagonista Michele Placido. A Canicattì la settimana della legalità dedicata ai giudici Saetta e Livatino. Un filo di fumo, la rassegna culturale dedicata ai 100 anni dalla nascita dello scrittore Empedoclino Camilleri. A partire dal 24 al 26 ottobre il Centro Bioetica incontra il senatore Enrico La Loggia lunedì al seminario per la presentazione del suo libro Come è andata davvero. E per lo sport l'Aragona Calcio vince contro il Mazzara per 3-0. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 22 ottobre, mercoledì. Il marito di Marianna Bello, Renato Salamone, interviene oggi affermando: grazie a tutti, avete tolto tempo ai vostri cari per darlo a lei, il nostro servizio. Il marito di Marianna Bello, Renato Salamone, interviene oggi affermando: grazie a tutti, avete tolto tempo ai vostri cari per darlo a lei. Trovare le parole non è facile, ma le parole in questi giorni, quelle sincere, mi hanno aiutato tanto. In questi lunghissimi giorni ho sofferto come non auguro a nessuno e sto continuando a farlo in silenzio e con il cuore che mi strappa il petto. Oggi voglio ringraziare pubblicamente e tramite la stampa che ci è stata vicina alcune persone che non dimenticherò mai e che sono state famiglia senza guardare orari, togliendo tempo ai propri cari per darlo alla mia Marianna. Renato Salamone, marito di Marianna Bello, dispersa per ben 19 giorni e trovata senza vita domenica mattina lungo il fiume Naro a Cannatello, in una lettera pubblica ringrazia i soccorritori, le forze dell'ordine, le istituzioni, i cittadini che sono stati impegnati nelle ricerche. Il primo ringraziamento va a Francesca Roberto, dirigente della Polizia di Stato, e sovrintendente Raffaele Castaldo per esserci stati dal primo all'ultimo istante con delicatezza e schiettezza, perché hanno deciso di far passare Marianna per l'ultima volta sotto la Valle dei Templi che lei amava tanto nel tragitto tra quel luogo maledetto del ritrovamento e Favara. Ringrazio poi il comandante dei Carabinieri della Tenenza di Favara, Paolo Scibetta, che non si è mai sottratto al suo dovere, prima di uomo e poi di carabiniere, per le parole che ogni giorno ha avuto per me e per il resto della mia famiglia. Ringrazio la presidente di AICA, Danila Nobile, per tutto quello che ha fatto e per i mezzi che ha fatto arrivare a Favara già dal primo giorno. La ringrazio anche per il supporto morale che continua a darmi ogni giorno, anche telefonicamente a qualsiasi orario, e per la sua delicatezza nel cercare di farmi capire quello che ancora forse non mi è del tutto chiaro. Ringrazio anche, continua Renato Salamone, l'addetto di AICA Gabriele Terranova, che è entrato a far parte della nostra famiglia e che non ha mai fatto mancare la sua presenza fisica e morale durante le operazioni di ricerca. Ringrazio il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, e la moglie Enza per esserci sempre stati e per avere lottato e notte con noi. Non per ultimo voglio ringraziare Gaetano Faia, Gaspare Vecchio, Giovanni Bellavia e Amedeo Restivo, cugini, amici, fratelli, per me che notte e giorno sono stati svegli e attivi senza mai fermarsi e senza badare a nulla, cercando di strapparmi un sorriso. Ringrazio inoltre i vigili del fuoco, i volontari e le forze dell'ordine che hanno lavorato per riportare a casa Marianna e farla finalmente riposare in un luogo sicuro. Grazie a tutti, conclude il marito di Marianna Bello, quelli che ci hanno pregato e sperato. Adesso Marianna è a casa e un giorno saremo nuovamente tutti insieme felici. E il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Paolo Antinoro, interviene in merito al dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative ad Agrigento. Fratelli d'Italia, dichiara Antinoro, sta lavorando con impegno alla definizione di un progetto programmatico serio, concreto e coerente, costruito nell'interesse esclusivo della città di Agrigento e dei suoi cittadini. Intanto i consiglieri comunali Spataro e Gramaglia ribadiscono il loro no
a future alleanze con il sindaco Miccichè dopo il caso Ciulla. Il nostro servizio. Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Paolo Antirono, interviene in merito al dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative ad Agrigento. Fratelli d'Italia, dichiara Paolo Antinoro, sta lavorando con impegno alla definizione di un progetto programmatico serio, concreto e coerente, costruito nell'interesse esclusivo della città di Agrigento e dei suoi cittadini. L'obiettivo è quello di giungere alle prossime elezioni con un centrodestra unito fondato su scelte condivise e responsabili. La scelta del candidato da proporre alla coalizione sarà quindi il risultato di una valutazione ponderata e condivisa tra il coordinatore cittadino, il presidente provinciale, il coordinatore regionale e la deputazione, nel pieno rispetto dei principi di lealtà, correttezza e coerenza che da sempre contraddistinguono l'azione politica di Fratelli d'Italia. È importante precisare, afferma l'Antinoro, che qualsiasi posizione o dichiarazione o presa di posizione non riconducibile agli organi direttivi del partito deve essere considerata come una mera opinione personale, non concordata né rappresentativa delle posizioni ufficiali di Fratelli d'Italia. A proposito, nel dibattito sono intervenuti il consigliere comunale Pasquale Spataro, da poco passato al partito della Menoli, che nel corso di un'intervista ad Agrigento Oggi ha dichiarato che esclude categoricamente ogni ipotesi di sostegno alla ricandidatura dell'attuale primo cittadino. Miccichè non sarà il nostro candidato. Arriva quindi anche la conferma ufficiale del gruppo consiliare agrigentino che, attraverso il suo capogruppo Simone Gramaglia, intervistato da Report Sicilia, ha dichiarato: concordo pienamente con quanto affermato dal collega di partito Pasquale Spataro, mai potremmo appoggiare una ricandidatura di Miccichè dopo il trattamento riservato a Fratelli d'Italia col caso Ciulla e di conseguenza a tutto ciò che rappresentava in giunta. Il partito ha reagito nell'unico modo possibile perché la misura era colma. Il riferimento è al caso dell'ex assessore Costantino Ciulla, esponente di Fratelli d'Italia, rimosso dalla giunta Miccichè con una notifica del messo comunale, un gesto definito da Spataro inaccettabile e irrispettoso che ha rappresentato per il partito una vera e propria umiliazione istituzionale e ha sancito la rottura politica con il sindaco Miccichè. Dopo tutto ciò che abbiamo fatto e dato per questa città, spesso accettando situazioni che non ci garbavano per nulla pur di garantire la stabilità, oggi sarebbe impensabile tornare indietro. Serve una nuova stagione con un progetto serio e una leadership coerente con i nostri valori. Gramaglia ha anche ribadito la posizione politica del partito, sottolineando anche il ruolo importante di Fratelli d'Italia sia nel governo nazionale che in quello regionale. E l'Ordine dei Medici Chirurghi di Agrigento interviene sul progetto dell'ASP sulla tripla prevenzione oncologica stabile. Per il presidente dell'Ordine dei Medici Pitruzzella lo screening oncologico è un atto di responsabilità verso se stessi e la propria salute nella giornata della lotta contro il tumore. E mi rivolgo come presidente dell'Ordine dei Medici ai cittadini per annunciare che dal 18 ottobre al 20 dicembre ogni sabato dalle 8:30 alle 13:30 sono aperti alcuni punti nevralgici per la prevenzione di patologie neoplastiche. Parlo degli ospedali di Agrigento, Canicattì, Licata, Sciacca e del polo ambulatorio della casa di comunità che esiste ad Agrigento in via Giovanni XXIII, per essere più chiari il vecchio ospedale San Giovanni di Dio. Ecco, è importante, non c'è bisogno della ricetta medica, non c'è bisogno della prenotazione, quindi abbiamo la possibilità, senza che nessuno ce lo dica, di andare a prenotarsi. Chiaramente questo è rivolto a tutti i soggetti compresi tra i 50 e i 69 anni. È importantissimo fare prevenzione, significa veramente allungare la vita, significa migliorare la nostra salute e migliorare anche i conti, perché le terapie poste poi
costano parecchio. Quindi dobbiamo dire un grazie sentito ai vertici, alla direzione strategica dell'ASPI, a tutto lo staff del centro screening che ha organizzato, credo unica in Sicilia, queste porte aperte, così chiamate, dal 18 ottobre fino al 20 dicembre, ogni sabato dalle 8:30 alle 13:30, per dare la possibilità a tutti di poter fare una mammografia o una ecografia della mammella per poter prevenire tumori della mammella, il ritiro di un kit per la ricerca del sangue occulto delle feci è per prevenire i tumori del colon. E quanto è devastante poi, quando un tumore esiste, intervenire. È devastante per la salute, quod vitam e quod valetudinem, cioè sulla speranza di vita e la speranza anche di un ritorno alle normali performance del soggetto. Quindi, ma anche per quanto riguarda i tumori della cervice uterina, ecco, con un pap test in tutti questi centri è possibile, quindi approfittiamone, ascoltate questo consiglio, quanto è importante la prevenzione, mettiamocelo davanti a caratteri cubitali. Michele Placido, stregato da Siculiana, unica dal punto di vista paesaggistico e storico. L'attore si trova in questi giorni nei luoghi dell'Agrigentino per la ripresa della nuova serie Rai Giudice e suoi assassini, sulla storia di Rosario Livatino. Sentiamo lo stesso Placido e il sindaco di Siculiana Zambito. Oggi abbiamo il piacere di avere qui ospite con noi Michele Placido, un grande attore, ma anche una persona straordinaria che ha avuto il piacere di stare con noi oggi e di visitare questo nostro borgo. Mi hai fatto un grande regalo, perché veramente Siculiana è qualcosa di straordinario, perché qui si festeggia tanto, ma si celebra anche tanto la visita al Museo Senna. All'origine della famiglia Senna, no? che poi la bisnonna, mi pare. Oh, sì, la bisnonna era proprio di Siculiana. Da lì siamo partiti. E da lì siamo partiti. Poi anche la chiesa meravigliosa del santuario del Crocifisso, poi il palazzo Agnello. Ma siete fortunati, e poi andremo al castello adesso. Al castello, ma poi soprattutto la natura, il mare, è una cosa. Io direi che è una cittadina unica da un punto di vista paesaggistico e storico. E noi infatti coniughiamo il mare con la storia, e sono due cose che insieme poi diventano un'attrattiva turistica interessante, insomma, su cui puntiamo. Noi puntiamo molto sulle radici, come hai visto, sulla memoria, che quello è fondamentale. Noi mettiamo insieme memoria e innovazione. Come hai avuto modo di vedere. Quello farà piacere a tutti i siciliani vedere che io non mi occupo solo di cinema, ma anche di amore verso questa isola. E l'ha dimostrato oggi con noi. Grazie. Io ti ringrazio. Devo dire che è stato un incontro molto proficuo. Credo che sia anche l'inizio di una collaborazione di cui ancora non sappiamo bene la natura, ma sicuramente si è instaurato un bel rapporto, e quindi lui ama molto la Sicilia, ama molto i panorami e ha apprezzato Siculiana per la sua storia e per il suo mare. E due appuntamenti si aggiungono alle iniziative già svolte dall'Associazione Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino, in condivisione con l'amministrazione comunale di Canicattì, nel quadro della più vasta settimana della legalità. Giudici, Livatino e Saetta, l'appuntamento è per il pomeriggio e la serata di mercoledì 29 ottobre prossimo alle 16:30 al Centro Culturale San Domenico, nella sala Ingegnere Iannicelli, si terrà il convegno a 30 anni e più del giudice ragazzino tra passato, presente e futuro. Relatori saranno tra gli altri la dottoressa Giuseppina Albertina Agnello, questore di Caltanissetta, e il dottor Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto di Catania. I lavori saranno introdotti dal saluto del sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo e dal presidente dell'Associazione Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino, Giuseppe Palilla, già compagno del liceo del futuro magistrato. In serata alle 20:30 al Teatro Sociale di via Capitano Ippolito, con la collaborazione dei circuiti sonori di Armando Cacciato, si svolgerà il concerto della legalità
legalità, con l'esibizione di allievi artisti della stessa scuola che si esibiranno in brani sulla legalità, giustizia, fede e carità, e del gruppo dei Lucio Rama che proporranno i più grandi successi del cantautore Lucio Battisti. Un filo di fumo, e questo è il tema della rassegna di incontri e libri su Camilleri che si terrà presso la sala multimediale della Fondazione Ferrovie dello Stato, presso la stazione di Porto Empedocle, nei giorni 24, 25 e 26 ottobre, condotti da Gian Domenico Vivacqua e Vittorio Alessandro. È il primo appuntamento del neoparco letterario dedicato allo scrittore Camilleri. Un filo di fumo è la rassegna che durerà 3 giorni a Porto Empedocle presso l'ex scalo ferroviario, dal 24 al 26, dove si parlerà di Andrea Camilleri anche in onore ai suoi 100 anni dalla nascita. Tante iniziative con tantissimi ospiti qualificati. Sì, saranno 3 giorni dedicati ad Andrea Camilleri, ricompresi fra gli eventi del centenario di Andrea Camilleri. 3 giorni intensi, dedicati allo scrittore, iscritti dentro il progetto del Parco Letterario Camilleri che si è istituito a Porto Empedocle. Il primo giorno, tra gli altri ospiti, avremo Marino Sinibaldi, Mimmo Macaluso, Sergio Scandura, Nello Scavo, appena tornato da Gerusalemme. E il secondo giorno sarà dedicato ai libri, quindi avremo Carlo Romeo, Rosa Maria Aquino della redazione di Report, Andrea Carnì, e infine la domenica. La domenica 26 sarà suddivisa in 2 parti, la mattina e il pomeriggio. Alla mattina presenteremo la mostra fotografica di Aldo Alessandro, le fotografie saranno esposte al pubblico, e sarà anche proiettato un film di Tano Siracusa dal titolo A Porto Empedocle, un film molto intenso su Porto Empedocle come era e com'è. Nel pomeriggio abbiamo uno spazio dedicato al Ministero della Cultura, gestito direttamente dal Ministero della Cultura sul Premio del Paesaggio Europeo. Seguirà la presentazione del Parco Letterario Andrea Camilleri, chiuderà Maurizio Iacono con un suo intervento conclusivo. Ricordiamo che questo è il primo appuntamento, l'esordio del Parco Letterario dedicato ad Andrea Camilleri. È un progetto al quale crediamo molto, destinato a durare. Ci accompagna il Fondo Camilleri, la famiglia Camilleri, per un progetto che riteniamo sia indispensabile per ritrovare nelle pagine di Camilleri il nostro paese, le nostre storie, i nostri modi, ma anche le nostre ricette, il nostro modo di parlare. E credo sia un passaggio molto importante da offrire in particolare agli studenti e a coloro che avranno la possibilità di studiare, riconoscere il paesaggio e mostrarlo agli altri. È stato aggiudicato l'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale numero 85 Groppe-Scindillia lungo la strada provinciale 60 nel territorio di Comitini. L'intervento del valore complessivo di 3.500.000 euro rappresenta un nuovo passo avanti del libero consorzio comunale di Agrigento nel piano di riqualificazione della viabilità provinciale. Il progetto è finanziato dalla Regione Siciliana attraverso il Fondi Piano Coesione e Sviluppo in attuazione della delibera di giunta regionale del 2025. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza di un'arteria importante per i collegamenti tra i comuni dell'entroterra agrigentino, utilizzata quotidianamente da pendolari, lavoratori e studenti. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Libero Consorzio Comunale Giuseppe Pendolino, che ha sottolineato l'impegno costante dell'ente nella manutenzione della rete viaria interna. Stiamo continuando a investire sulla sicurezza e sulla qualità delle infrastrutture stradali, ha dichiarato Pendolino, per garantire spostamenti più sicuri ed efficienti ai cittadini della provincia di Agrigento. Come è andata davvero? E questo è il libro del senatore Enrico La Loggia, che sarà presentato al seminario di Agrigento lunedì 27 alle ore 17, alla presenza degli onorevoli Calogero Mannino, Lillo Pumili e Vito Riggio. L'evento è stato organizzato dal Centro Bioetica del professor Enzo Di Natale. Ascoltiamolo in questa intervista.
Professore De Natali, Enrico La Loggia presenterà il suo libro lunedì 27 presso il seminario. Ce ne parli? Il libro ha come titolo Come è andata davvero. Il senatore Enrico La Loggia con questo libro, che è il secondo, il primo è stato Oltre la siepe, ci propone una lettura della vita politica della famiglia La Loggia nel corso di un secolo. Ovviamente con questa lettura il senatore La Loggia ci propone figure prestigiose della sua famiglia come il nonno Enrico, il papà Giuseppe, che sono state figure politiche di rilievo nazionale, regionale e provinciale. Inoltre, in questo testo c'è anche la sua esperienza diretta di vita politica, sia come amministratore presso il comune di Palermo, sia come senatore della Repubblica e come ministro nel governo Berlusconi. Dunque noi abbiamo uno spaccato della storia del Novecento, sia nel periodo che riguarda la Democrazia Cristiana, sia nel periodo che riguarda l'esperienza del senatore La Loggia in Forza Italia. È un libro in cui il senatore La Loggia in modo coraggioso affronta tematiche molto delicate nel Novecento, nel periodo in cui il nonno e soprattutto il papà fu presidente della regione, e affronta un tema, ad esempio, molto delicato che riguarda la crisi del governo La Loggia e che porterà successivamente alla formazione del governo di Milazzo. Notizie interessanti che a noi che ci occupiamo di storia rileviamo, evidenziamo, sono davvero un contributo. Inoltre mi sembra doveroso rilevare che in questo libro il senatore La Loggia, con orgoglio, mettendosi anche in una posizione dialettica nei confronti di Tremonti, riesce a far rispettare lo statuto siciliano e riesce durante il governo La Loggia a far ritornare in Sicilia con una sua legge 3 miliardi di euro. A presentare il libro saranno lunedì pomeriggio in seminario 3 figure prestigiose del panorama politico nazionale, e cioè Lillo Mannino, Lillo Pumilia e Vito Riggio. Dunque un pomeriggio di altissimo livello. Certamente ci sarà l'autore che farà le sue conclusioni. Passiamo alla cronaca. La Polizia di Stato di Agrigento ha tratto in arresto un uomo trovato in possesso di armi clandestine con matricola Brase, che durante una lite in famiglia ha minacciato di morte i conviventi. Il servizio. La Polizia di Stato di Agrigento ha tratto in arresto un uomo trovato in possesso di un'arma clandestina con matricola Brasa. Gli operatori della Polizia, della squadra volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Agrigento sono intervenuti in una lite di famiglia che vedeva coinvolti 2 coniugi. Nella circostanza si apprendeva da uno dei soggetti coinvolti di essere stato minacciato di morte dal padre della richiedente con una pistola. Per tale motivo si riteneva opportuno effettuare una perquisizione personale estesa anche al veicolo in uso all'uomo. Nell'abitacolo della macchina si rinveniva pertanto una pistola calibro 7,65 marca Beretta, non priva di matricola, con il colpo camerato, di fatto pronto all'uso. Inoltre l'uomo deteneva un secondo caricatore per un totale di 13 colpi. La perquisizione veniva effettuata presso l'abitazione del soggetto a Palma di Montechiaro. Qui si rinveniva una seconda pistola con matricola Brasa calibro 7,65, oltre a circa 98 cartucce di diverso calibro. In un casolare nella disponibilità dell'uomo, occultata in un comodino con una sorta di doppio fondo, veniva rinvenuta addirittura una terza pistola calibro 22 con matricola Brasa e 272 cartucce di differente calibro. Per quanto procede, veniva tratto in arresto un cittadino italiano, soggetto gravato da precedenti di polizia,
L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale di Agrigento, così come disposto dall'autorità giudiziaria. L'indagato al momento, precisa la questura, è solamente indiziato, seppur gravemente, del delitto contestato e che la sua posizione verrà ovviamente vagliata dall'autorità giudiziaria nel corso dell'intero iter processuale, definita solo a seguito dell'eventuale emissione di sentenza di condanna passata in giudicato in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza. E due fratelli di Palma di Montechiaro, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. L'operazione è stata portata a termine dagli agenti della squadra mobile di Agrigento del commissariato di Palma di Montechiaro. I poliziotti, nell'ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, coordinati dal questore Tommaso Palumbo, hanno sottoposto a controllo un'auto con a bordo un uomo in una zona cittadina poco frequentata per quegli orari. Alla vista degli agenti ha tentato di sfuggire al controllo con una manovra elusiva, cercando di disfarsi di quello che aveva a bordo gettandolo dal finestrino. Ciò ha indotto i poliziotti a effettuare un'accurata perquisizione dell'auto, che ha consentito di rinvenire occultati nello sportello lato guida 2 involucri di celofan contenente 0,52 grammi di cocaina. L'atteggiamento nervoso mantenuto dall'arrestato durante il controllo ha indotto gli agenti a estendere la perquisizione anche presso la sua abitazione condivisa col fratello, dove all'interno di un frigorifero portatile opportunamente occultato sul terrazzo della casa sono stati rinvenuti 21 involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 2,19 kg, oltre a una pistola calibro 7,65 illegalmente detenuta. E da stamattina nuova operazione interforze allo Zen a Palermo, polizia e carabinieri, guardia di finanza, impiegati sul territorio allo Zen 1 e Zen 2, con oltre 200 uomini alla caccia di armi e droga, il servizio dei colleghi di Palermo. Nuova operazione delle forze dell'ordine allo Zen di Palermo. Da stamattina è in corso un massiccio intervento di presidio del territorio nel quartiere San Filippo Neri, Zen 1 e Zen 2. L'attività interforze condotta dalla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza vede l'impiego sul campo di circa 200 uomini dei reparti territoriali e dei reparti organici, nonché l'ausilio di unità aeree, cinofile antisabotaggio e antidroga dei reparti speciali e del reparto prevenzione crimine Sicilia occidentale della Polizia di Stato. Sul solco di quanto già avvenuto giorni addietro e sulla base dei riscontri investigativi già acquisiti, l'intervento odierno rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio avente come obiettivi specifici la ricerca di armi e sostanze stupefacenti, il controllo mirato di persone e veicoli in transito presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e sicurezza, l'accertamento di violazioni amministrative, il riscontro dei requisiti previsti alla normativa vigente, con particolare riferimento a licenze, titoli autorizzatori e regolarità delle attività commerciali. I servizi sono integrati al controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri e le forze di polizia impiegate, che già da alcune ore stanno sorvolando i popolosi quartieri, restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti che in presa diretta inviano immagini alla sala operativa della questura. Linea alla regia per la pubblicità. Continuiamo sempre con le notizie di cronaca. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro il portone d'ingresso e la vetrata di un'abitazione di proprietà di un operaio quarantenne di Realmonte. Il gesto, che ha tutte le caratteristiche di un'intimidazione, è avvenuto nella giornata di ieri. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver sentito la raffica di colpi in rapida successione, a chiamare il 112. I carabinieri della stazione di Realmonte e del nucleo operativo della compagnia di Agrigento hanno avviato l'attività di indagini. Gli investigatori dovranno far luce su questo nuovo atto delinquenziale. Nei minuti successivi è stato anche ascoltato il proprietario dell'abitazione presi di mira, ma nulla è trapelato sul contenuto delle sue eventuali dichiarazioni. C'è il massimo riservo da parte di inquirenti e investigatori. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta.
e un cinquantenne è stato aggredito e picchiato per motivi ancora da chiarire all'interno della villetta comunale di Ravanusa. È successo giorni fa. I carabinieri della compagnia di Licata, al termine di un'attività investigativa, sono riusciti a identificare i presunti responsabili. Sono 4 persone e tra questi ancora alcuni minorenni, tutti denunciati a piede libero per il reato di lesioni personali. Il cinquantenne è stato trasferito all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove gli sono stati diagnosticati traumi e lesioni. Guarirà in circa 2 mesi. Non sono stati ancora accertati i motivi di quella che è sembrata essere una spedizione punitiva. Come si costruiscono reti di ricerca efficaci nell'era digitale e come si superano le criticità normative del PNRR. Questi i temi cruciali del meeting partenariati estesi dallo Stato dell'arte alle strategie per il futuro in programma a Palermo nell'ambito di musica 4D. L'evento è ospitato dal Conservatorio Scarlatti di Palermo, capofila del progetto comunitario. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Oggi si parla di partenariati dallo stato dell'arte alle strategie per il futuro. Qual è l'obiettivo di questa giornata? La giornata, questo è un convegno, quindi ci saranno dei convenuti. Il convegno vuol dire proprio questo, con il partner che ci affiancheranno in questo progetto chiaramente innovativo, perché non si era mai visto, non si era mai sentito che i conservatori facessero della internazionalizzazione, cioè portassero le loro eccellenze fuori dall'Italia, fuori addirittura dall'Europa, per poter ovviamente relazionarsi con le altre realtà che ci sono nel mondo e quindi interagire con esse. L'obiettivo principale chiaramente è questo, ma ovviamente anche quello con questi fondi di rinnovare, diciamo, il modo di intendere il conservatorio, i conservatori del partenariato, rinnovarlo sotto il profilo della digitalizzazione, che è una delle finalità del PNRR, quindi noi, voglio dire, ci adeguiamo a quello che ci viene imposto dal Ministero nell'utilizzo di questi fondi che sono cospicui. I temi più importanti oggetto di questo incontro sono l'innovazione, sicuramente l'innovazione applicata anche alle arti, al mondo della musica, come in questo specifico caso, i temi delle competenze, l'importanza delle competenze per progredire in tutti gli ambiti e i settori della vita sociale, e anche il tema dell'internazionalizzazione, cioè dell'importanza dei partenariati internazionali per qualificare sia le istituzioni che anche le persone che vi lavorano dentro. Quanto è importante per la società di oggi, ecco, dedicarsi alla musica, approcciarsi alla musica? La musica gioca un ruolo davvero importante nella formazione, soprattutto nella prima fase della formazione, perché facilita i processi cognitivi, soprattutto quelli matematici, dunque i processi di apprendimento in genere. Dovrebbe sicuramente essere una materia, così come era in passato. Il nostro stesso conservatorio, questo in cui ci troviamo, il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, nel 1617 nasce come orfanotrofio, cioè è l'edificio storico più importante da un punto di vista proprio storico, perché è il primo che nasceva appunto per dare questo tipo di formazione ai giovani orfani. Passiamo allo sport e parliamo della partita Aragona-Mazzara che ha vinto per 3-0. Le interviste. In sala stampa mister Carmelo Giordano alla vigilia aveva detto servirà la partita perfetta contro un ostico Mazzara e alla fine la partita perfetta è arrivata, vittoria bella e convincente. Sì, è chiaro che anche nelle vittorie belle bisogna andare a spulciare quello che si poteva fare meglio. È chiaro che se devo rimproverare oggi qualcosa alla squadra è la poca cattiveria sotto porta, perché oggi abbiamo costruito un'infinità di palle gol. Il risultato secondo me potevamo metterlo al sicuro anche molto prima, però oggi la squadra ha giocato di qualità, di quantità, di intensità, di applicazione. Diciamo che tutte le consegne che io e lo staff avevamo dato nel fine settimana sono state rispettate in pieno. Un Aragona che cresce a vista d'occhio. Cosa manca fuori casa invece, dove ha raccolto finora 2 pareggi? Credo che siamo in linea con i programmi. È una squadra che oggi non ho visto la classifica, ma penso che ha scalato qualche posizione classifica.
L'obiettivo è sempre quello di stare con i piedi piantati a terra, lavorare sodo. Mi viene da ridere quando qualcuno pensa che questa squadra non si allena, una squadra che durante la settimana, pur con le intemperie del tempo, è stata sempre presente al Totorusso, rischiando anche l'incolumità fisica. È una squadra che ha grandissima voglia di lavorare, di migliorarsi, mi seguono, questa è la mia più grande soddisfazione, oltre al risultato, la classifica, la prestazione. Come si sta nei piani alti della classifica? Ti dico, credimi Davide, io non manco la guardo la classifica, perché l'obiettivo nostro è quello di migliorarci partita dopo partita, creare una mentalità, creare un modello di gioco, creare dei presupposti affinché l'Aragona possa fare un campionato importante. Faccio un plauso al pubblico perché ci hanno spinto tutti, sia gli ultra che la gente presente, quindi la mia più grande soddisfazione è quella di accedere anche all'entusiasmo di Aragona. Che messaggio lanciate al campionato? Oggi è caduta la capolista Mazzara. Nessun messaggio, non è eccesso di modestia, però noi dobbiamo migliorarci, lavorare sodo. Ora ci aspetta una trasferta complicatissima quando il calcio del Termini, sarà un derby, sicuramente avranno il dente avvelenato perché mi sembra che oggi hanno perso a San Giovanni, quindi noi dobbiamo continuare a lavorare con questa applicazione, con questa voglia, con questa determinazione. Nessuno poi mette in dubbio che questa squadra ha nell'individualità grandissima qualità. Post gara, Aragona-Mazzara vince nettamente l'Aragona. In sala stampa il presidente Luigi Monreale. Quanto sei orgoglioso dei tuoi giocatori? Ma tantissimo, perché sai, quando tu programmi una stagione non sai mai quello che ti aspetta, perché magari pensi di fare bene, di fare un certo tipo di mercato, però le insidie sono sempre dietro l'angolo. Oggi secondo me l'Aragona ha dimostrato di essere davvero una grande squadra, perché al di là del risultato, quando io vedo la squadra che al 92esimo ancora viene a fare pressione alta, vuol dire che pian pianino sta acquisendo la mentalità vincente, che è quella che serve poi per fare un certo tipo di percorso. Dopo 4 giornate, l'Aragona che cresce a vista d'occhio, dove può arrivare questa squadra? Ma ancora un po' prestino per dirlo, siamo solo alla 4ª giornata, quindi tutto può succedere, però io vedo questi ragazzi che lavorano durante la settimana in maniera davvero importante, con una grandissima applicazione, una grandissima intensità, e poi la domenica lo si vede. Probabilmente ci manca qualche punto, perché nelle 2 gare fuori casa potevamo raccogliere qualcosa di più per, diciamo, il tipo di gioco espresso, però siamo felici perché se continuiamo noi a giocare in questo modo sarà dura per le altre batterci. Anche oggi tantissimi tifosi allo stadio, in festa per questa Aragona che vince, convince e soprattutto diverte attraverso il gioco. Sì, oggi il pubblico veramente ci ha... sono contento proprio per questo, perché il pubblico ci ha applaudito dal primo al 95esimo, quindi questo vuol dire che ha apprezzato tanto il gioco espresso della squadra, l'impegno, la cattiveria agonistica, e questo è quello che più ci riempie d'orgoglio. La gente mi vede per strada e non vedono l'ora la domenica di scendere al campo per vedere l'Aragona, e questa, credetemi, è la cosa che più mi inorgoglisce. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.